Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan. Bomba. Todos los hombres lo bailan. Bomba. Todas las radios lo ponen. Bomba. Las discotecas lo ponen. Bomba. Toda la gente lo baila. Bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Así todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Sexy mami. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan. Bomba. Todos los hombres lo bailan. Bomba. Todas las radios lo ponen. Bomba. Las discotecas lo ponen. Bomba. Toda la gente lo baila. Bomba. Pero esto todo se acaba. 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 Acábalo. Y acaba. 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 Acábalo. Acaba. 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 Acábalo. Y acaba. 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 Acábalo. Gli argomenti di cui ci occupiamo questa settimana sono argomenti ancora una volta di stretta attualità e riguardano soprattutto quello che sta succedendo all'interno di quello che noi definiamo il campo non largo, ma il campeggio allargato
che ancora una volta rende la dimensione plastica di come sia impossibile portare avanti una maggioranza alternativa a quella di centrodestra con una sinistra italiana più il 5 Stelle che sommati assieme continuano ad essere soltanto una mera sommatoria algebrico-matematica, senza un progetto di carattere politico, senza un progetto di ingegneria sociale che possa in qualche modo essere credibile ed attendibile rispetto al corpo elettorale. Ma andiamo per gradi. L'8 di giugno a Napoli, sotto l'egida di quello che è il sindaco di Napoli, che cerca di avere anche lui un ruolo all'interno della compagine della sinistra che guida quello che è uno dei comuni più importanti italiani, bene, sotto la sua egida si riunisce quello che è il Campo Largo. Viene definito comunemente così, in realtà se andiamo a vedere più che Campo Largo è il solito campeggio allargato, dove tutti si alzano, fanno quello che vogliono a qualsiasi ora del giorno e della notte e poi alla fine, come davanti ad un accampamento, fumando il calumet della pace, si cerca in qualche modo di trovare un'alternativa a quello che invece è il governo di centrodestra che continua a raccogliere frutti importanti, soprattutto all'interno della materia di politica economica e finanziaria. E quindi che cosa avviene? Siamo all'8 di giugno davanti a quella che dovrebbe essere la piazza della sinistra più il 5 Stelle, quello che oggi dovrebbe poi essere il candidato in alternativa alla Schlein a guidare la coalizione Conte lascia tutti di sasso con una frase che sarà scolpita per i prossimi mesi all'interno di quella che è appunto l'alleanza del centrosinistra, che sostanzialmente recita in questi termini. Sulla Russia nessuno può dire che sia ad un passo dal portare avanti interessi contrastanti anche di carattere militare con la NATO e soprattutto con l'Europa, e quindi c'è qualcuno che sta inventando da zero la minaccia russa. E in questo modo è chiaro che parlare di invenzione da zero della minaccia russa significa in qualche modo smentire tutto quello che Schlein e compagni stanno cercando di portare avanti rispetto alla questione che rimane aperta, perché il conflitto con l'Ucraina è un conflitto assolutamente aperto, conflitto davanti al quale quotidianamente assistiamo a bombardamenti da l'una e dall'altra parte. Che cosa avviene? Subito interviene Calenda che dice: ma come si fa a concepire un'alleanza, e quindi come fa lui stesso ad essere all'interno eventualmente per il futuro di un'alleanza in cui quotidianamente i due capi massimi, Schlein da una parte e Conte dall'altra, dicono l'esatto contrario, non su quella che può essere la materia del riempimento di una buca di asfalto sulla Cristoforo Colombo a Roma oppure in un quartiere periferico di Torino o di Milano, no, quando Schlein e Conte dicono cose completamente contrarie che poi vanno a incidere non semplicemente su quella che è la materia del riarmo, su quella che è la materia anche dei rapporti internazionali sullo scacchiere che devono essere tenuti da parte del nostro paese rispetto alla Russia da una parte, rispetto agli Stati Uniti dall'altra, ma su quella che è anche l'allocazione delle risorse, perché se la NATO ci chiede e quasi ci impone di arrivare al 5% del PIL entro il 2035, significa che la NATO ci sta chiedendo stanziamenti importanti in termini di autodifesa. Ora, tutto si può dire tranne che stia cambiando, e anzi che non stia cambiando effettivamente il mondo sotto il punto di vista dell'equilibrio tra le forze, soprattutto se abbiamo a che fare con un'Europa che ancora non riesce ad avere una difesa comune, che ancora non riesce sostanzialmente a portare avanti investimenti sulla materia della sicurezza internazionale, a prescindere dalla NATO e a prescindere quindi da quello che è il ruolo che non ha semplicemente Rutte all'interno della NATO, ma soprattutto gli stessi Stati Uniti. E quindi se si chiede da parte della NATO una maggiore indipendenza da quelli che sono i flussi economici e finanziari degli Stati Uniti, sotto il punto di vista
dell'autodifesa e non si chiede nulla di straordinario rispetto a quello che è uno scenario che sta mutando, possiamo dirlo ormai anno per anno, dopo quelli che sono stati i trattati di Yalta, dopo quelli che sono stati i trattati di Roma, dopo tutto quello che è cambiato all'interno del panorama politico internazionale a seguito della conclusione della Seconda Guerra Mondiale. È chiaro che avere una sinistra così scollata e possiamo dire così disorganizzata, con idee strampalate in ordine a quella che è la difesa e la postura che l'Italia devono avere all'interno dello scacchiere internazionale, non fa altro che mortificare quella che è la linea di credibilità del nostro paese. Il nostro paese che ha dimostrato nel corso degli ultimi anni, ma soprattutto nel corso degli ultimi mesi, di portare avanti quello che è il concetto di sovranismo identitario, quello che è il concetto soprattutto di nazionalismo, guardando sempre laddove serve ad est e guardando se serve anche ad ovest. Siamo stati accusati come governo di centrodestra proprio da Schlein e Conte dire no, ma in questo momento state mettendo in crisi quello che è lo stesso vostro rapporto che dite di aver costruito con Trump. Ecco, anche su questa materia a più riprese abbiamo ribadito come noi riteniamo che l'America sia il nostro più grande partner di carattere internazionale. Meglio avere a che fare con 100 Americhe anche diverse e non magari con qualche singolo Stato islamico che ancora oggi porta avanti non solo la pena di morte, ma porta avanti anche il disconoscimento dei diritti civili e politici che riguardano il mondo delle donne, tenere in alcuni di questi stati le donne soggiogate come se fossero cittadini di serie B rispetto ai cittadini di serie A, è chiaro che per noi è assolutamente inimmaginabile, non fa parte della cultura, non fa parte dei cromosomi, dei geni dell'Occidente e tantomeno della nostra Italia. E allora se Conte si meraviglia del fatto che la Schlein in realtà abbia portato avanti il silenzio per commentare quella che è stata la sua uscita rispetto alla questione del riarmo, bene, immaginiamo cosa potrebbe dire Conte o cosa potrebbe dire il suo elettorato nello stesso momento in cui si dovesse anche svelare quella che è l'altra grande truffa politico-elettorale che è dietro l'angolo, che è quella della patrimoniale. Sì, perché la Schlein sa benissimo di non credere alla patrimoniale, sa benissimo di non credere al fatto di poterla realizzare perché una ampia base elettorale è contro quella che è la doppia tassazione del patrimonio, della casa, di quelli che sono i sacrifici che compiono gli italiani. Però la Schlein è costretta a portarla avanti perché teme che nel corso di una eventuale competizione kermesse, che è quella appunto delle primarie, la base elettorale su cui può contare possa essere soltanto quella di estrema sinistra e non quella di centro o quella leggermente più moderata che fa riferimento a Conte. Allora vuole accarezzare, vuole coltivare in vitro quella che è la propria base elettorale di sinistra estrema, che non ha mai rinunciato al concetto di tassa patrimoniale, quindi di doppia tassazione dei patrimoni che vengono tassati a monte con le imposte di registro, con tutto quello che riguarda le imposte sulla produzione dei redditi e che dovrebbero essere tassate ulteriormente come proprietà immobiliari, come proprietà anche mobiliari nello stesso momento in cui si supera una soglia che non è soglia di miliardi di euro, ma che è soglia di qualche patrimonio costruito nel corso degli anni e magari portato avanti da generazione da parte dei nonni che hanno risparmiato, dei figli che non hanno dissipato e dei nipoti che continuano a rimboccarsi le maniche. Allora questa è l'ennesima dimostrazione di come non si possa parlare in Italia di campo largo, si possa parlare per quanto riguarda la questione del riarmo e quindi la questione delle distanze siderali che sussistono tra Schlein e Conte, si può continuare a parlare solo di campeggio allargato in cui ognuno si alza quando gli pare, fa quello che gli pare, dice quello che gli pare e poi spera che il conto lo paghino gli altri, come al solito, ossia gli italiani. La seconda questione della quale siamo obbligati ad occuparci
è quella Sigfrido Lavitola. È una questione molto spinosa, molto delicata, ma che ancora una volta riguarda questo campeggio allargato. Sì, perché alla fine stiamo scoprendo nel corso degli ultimi giorni, a seguito dell'indagine che è stata portata avanti dalla Procura di Roma, a seguito degli arresti che ci sono stati di un gruppo di extracomunitari che in qualche modo avrebbero cooperato nella realizzazione dell'attentato, punto interrogativo, non sappiamo come definirlo, in questo momento a Ranucci, e però viene fuori che in realtà c'era qualche cosa di assolutamente non chiaro che riguardava tale Walter Lavitola, e quindi un ex imprenditore, un ex editore, ex direttore e fondatore dell'Avanti Edizione 2.0, con il quale Lavitola, il giornalista Ranucci condivideva buona parte delle proprie giornate e delle proprie serate. Bene, adesso più passano i giorni, più viene fuori che in realtà questa condivisione di serate, di giornali, di anche idee, non soltanto di carattere editoriale, ma anche di carattere politico, fosse una condivisione anche molto allargata. E su questo credo che meriti una riflessione particolare quelle che sono le dichiarazioni che sono state rilasciate da parte di quello che ancora oggi deve essere ritenuto, non a caso, uno dei pilastri del giornalismo italiano. Stiamo parlando dell'intervista rilasciata da Paolo Mieli su un canale privato a diffusione nazionale, una delle reti che costituiscono il punto di riferimento spesso anche e soprattutto per coloro che votano a sinistra o coloro che intendono comunque il riferimento culturale della sinistra. Ebbene, Paolo Mieli non più tardi di qualche giorno fa candidamente ha ammesso: sì, ma anche io sono stato a cena in qualche occasione con Sigfrido Ranucci da una parte e con Walter Lavitola dall'altra, e si è parlato di massimi sistemi, ma anzi, se devo dirla tutta, nel corso di quelle occasioni si era anche accennato alla possibilità che potessero essere commissionati e effettuati sondaggi per un nuovo leader della sinistra italiana che superasse di fatto il campo largo. Ma ci dice Paolo Mieli, non avevo ben capito se effettivamente potesse essere direttamente Sigfrido Ranucci il nuovo elemento di collegamento e di collante all'interno di questa operazione completamente sconclusionata che riguarda il campo largo. Bene, a prescindere adesso dal fatto che un giornalista, e soprattutto uno dei padri del giornalismo italiano come Paolo Mieli, avesse capito o non avesse compreso bene che in realtà questa operazione di carattere politico fosse per favorire l'ascesa di Ranucci, su questo ci asteniamo da eventuali approfondimenti, però quello che ci dice con certezza Paolo Mieli, che ad un certo punto sono iniziati questi cenacoli, non nel senso strettamente letterale ed allargato, perché sono cenacoli in cui non si sta eventualmente soltanto a cena, ma si parla di altro e soprattutto si parla di come fare una sintesi all'interno di due opposti soggetti in gioco, Schlein da una parte e Conte dall'altra. Ecco, superare quella rivalità o quella contrapposizione non attraverso le primarie, ma scegliendo un personaggio come Sigfrido Ranucci, sul quale torneremo da qua qualche istante, che in qualche modo, grazie ai sondaggi che venivano commissionati da Walter Lavitola, avrebbe potuto superare quella dicotomia e fare questa sintesi superiore, ma si fa per dire, una sintesi diversa per portare nuovamente il campo largo all'attenzione di quello che è il nostro elettorato. Beh, su questo dobbiamo fare un po' di chiarezza. Allora, innanzitutto dobbiamo capire per quale motivo un certo gruppo di soggetti che fanno parte comunque della cosiddetta intelligenza, poco intelligente in realtà,
sotto il punto di vista etimologico, della sinistra culturale o pseudoculturale o paraculturale o meraculturale italiana, continuano a cercare di ordire, di tramare, utilizzando anche televisioni private, mezzi di stampa private, per sostituire un governo legittimamente in carica e soprattutto un governo che ha avuto il consenso degli elettori e che, se continua così, ne riavrà anche di più nel corso della prossima campagna elettorale. Questo è il vecchio vezzo della sinistra, cercare di decidere fuori e al di sopra del corpo elettorale, perché si ritiene di essere depositari a prescindere di quello che è il dogma, di quella che è la verità che secondo loro non ha bisogno di conferme al momento dell'introduzione della scheda nell'urna elettorale. E questa è la prima questione. La seconda è un'altra che è ancora più seria. In questi giorni, infatti, la RAI, cosa che non fa sempre, ma che grazie al cielo semel in anno, potremmo definirla anche semel in secolo, si ricorda di fare, essendo servizio pubblico, dice ma con tutto quello che sta succedendo, con lo stesso Paolo Mieli che ci dice che si potrebbe essere trattato in astratto di un attentato per amore e a sua insaputa, perché insomma di questo poi si sta parlando nel rapporto tra La Vitola e Ranucci. Ebbene, in questo momento la RAI che cosa fa? Fa quello che è un atto dovuto, ossia sospende quelle che sono delle repliche di puntate che in qualche modo continuano ad alimentare quello che è il profilo dell'antigoverno, quello che è il profilo di una sorta di campagna elettorale anticipata. In dubbio pro reo, ci mancherebbe altro per quanto riguarda il profilo di eventuali procedimenti penali, ma possiamo dire che in dubbio in questo momento è meglio evitare che vengano utilizzati soldi pubblici, canali pubblici, spese pubbliche per finanziare di fatto quelle che sono campagne elettorali di soggetti che ancora non sono soggetti pubblici, ma sono soggetti assolutamente privati. E però tutto questo ha un senso, se ha un senso anche quello che stiamo per dire come diretta conseguenza, e la belva civile non può esimersi da questo tipo di commento. Sì, perché Ranucci, se davvero voleva candidarsi a fare la sintesi della sinistra, nel nostro paese tutti possono farlo, no? Ognuno può scegliere la partita e il partito che vuole, con più o meno piccole e grandi ragioni. E però non lo poteva fare utilizzando i soldi pubblici, perché Ranucci era e è ancora un dipendente, un operatore pubblico, era e è un operatore del servizio pubblico pagato da circa 60 milioni di italiani. Ora non tutti le pagano le tasse purtroppo, ma stiamo parlando di 60 milioni di italiani che ancora credono nel servizio pubblico. E a questi 60 milioni di italiani bisognava dire fin dall'inizio: guardate che vi stiamo costringendo la sera a stare, perché è una costruzione subdola, è una costrizione ammaliante, ma pur sempre una costruzione che passa per un elemento psicologico, a stare davanti al terzo canale della televisione pubblica per straparlare di pseudo indagini che vengono compiute nei confronti del centrodestra o di persone che comunque hanno a che fare con quello che è il governo, con quella che è la maggioranza, perché vogliamo sostituirci in realtà a questo governo di centrodestra per le prossime elezioni. E addirittura il conduttore / direttore della trasmissione vorrebbe fare il leader di questo nuovo campo largo, si fa per dire, che in realtà noi lo definiamo sempre come nulla di più che un campeggio allargato. Ecco, questa sarebbe stata trasparenza, questa sarebbe stata ricchezza vera dell'informazione e della democrazia. Dire: guardate, se volete rimanere sintonizzati su di noi, dato che voi siete contribuenti del servizio pubblico, pagate il canone e quindi alla fine in qualche modo, anche se il canone poi è stato ridotto nel corso degli anni, è un canone che grava su tutti quanti i contribuenti, è proprio perché noi esercitiamo un servizio pubblico, noi del programma Report siamo tenuti a rappresentarvi che il nostro Ranucci in realtà vuole fare politica, sta facendo politica, si sta preparando al grande salto utilizzando di fatto quello che è il condizionamento delle vostre coscienze. Ecco, questo sarebbe stato un approccio leale, un approccio effettivamente liberale e, passatemi l'espressione, almeno democratico. Ma questa sinistra e questo campo largo, questo campeggio allargato,
sono in realtà ancora una volta maestri di illiberalità e maestri di antidemocrazia. Buona settimana a tutti. Avete